Sotto il grande tendone illuminato tra musica incalzante e un'atmosfera carica di aspettative è andato in scena ad Agrigento uno spettacolo circense straordinario capace di incantare il pubblico di tutte le età. Un viaggio meraviglioso dove tradizione e stupore si fondono in un susseguirsi di numeri spettacolari. Il pubblico siciliano in generale è un grasso intenditore di spettacolo circense. Noi non avevamo dubbi su Agrigento e sul suo pubblico. Onestamente devo dire che questo circo non era mai stato in Sicilia. Siamo entrati a ottobre a Messina, da Messina abbiamo girato tutte le città e il maggior successo riscontrato è stato proprio qui ad Agrigento. Protagonisti indiscussi della serata gli animali esotici. Un elefante maestoso, un'elegante giraffa, cavalli, dromedari, zebre in perfetta sintonia con i loro addestratori, fino agli ippopotami e poi canguri che hanno strappato sorrisi e applausi a scena aperta. Ogni esibizione è stata curata nei minimi dettagli, regalando momenti di autentica meraviglia. A tenere il pubblico con il fiato sospeso ci hanno pensato, come sempre, i trapezzisti capaci di evoluzioni mozzafiato sotto la cupola del circo, sfidando la gravità con grazia e precisione. Non sono mancati poi numeri di magia e illusionismo che hanno trasformato l'impossibile in realtà, lasciando gli spettatori increduli e affascinati. Spazio anche alla comicità, con un giocoliere travolgente che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli in un'esplosione di risate e allegria, accompagnato da una colonna sonora vivace e coinvolgente. Io è 7 generazioni che faccio spettacolo, che faccio circo, vengo da famiglie circensi e mi hanno messo piano piano mio papà, mio nonno, piano piano a fare questa parte, diciamo, di clown, che è difficilissima a fare. Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio quello dell'esibizione di un giovanissimo artista, un figlio d'arte di appena 11 anni che con talento e sicurezza sorprendenti ha conquistato il pubblico. La sua performance ha strappato un lungo applauso, simbolo di un futuro già promettente nel mondo del circo. Uno spettacolo completo, capace di unire tradizione e innovazione, che si conferma un appuntamento imperdibile non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti pronti a riscoprire almeno per una sera la magia senza tempo del circo. Vivere l'esperienza del circo non è tutto rose e fiori come può apparire la musica, le luci e quant'altro. Dietro c'è un grosso lavoro, un grosso sacrificio, soprattutto di uomini e famiglie.